Chi ha molti ricordi sul tempo degli italiani è il vecchio Gassim Lule. Questo è il suo nome. Ma tutti a Mogadiscio lo chiamano in modo diverso, con il singolare soprannome che gli fu dato in quegli anni, Schifo. Ha 70 anni e una giovane moglie. Dei figli ha perduto il conto. Forse sono 18, dice. Amava molto le canzoni italiane, ma spesso si divertiva a cambiarne le parole e a stravolgerne il senso. È ancora famosa una sua versione di Faccetta Nera, mutata in una specie di inno anticoloniale. Canta ancora qualche rara volta al Teatro Nazionale di Mogadiscio. Gli piacciono i vecchi e languidi slow italiani. Oran iskata kaiman haddan hebtaadu sohere hay oran iskata kaiman haddan hebtaadu sohere hay oran iskata kaiman amariyo aran onko di soy arag abigan kuoyeyan. È un eroe dell'indipendenza somala. Fu tra i fondatori di uno dei primi movimenti anticoloniali. Il presidente Siad Barre lo ha decorato con una medaglia. Perché l'hanno chiamata Schifo? Questo soprannome me l'hanno dato perché io cantavo alcune canzoni italiane. Queste canzoni io ho imparato sulle dischi che incise da Carlo Buti e Tito Schipa. I ragazzi vedevano che io cantavo, allora loro stessi mi hanno chiamato Carlo. Tutti questi due nomi insieme, Carlo Schifo. Carlo Schippa invece hanno messo Carlo Schifo. Ma a casa sua erano contenti che lei cantasse canzoni italiane? Sì, mia madre non lo volevo. Io a casa quando ci trovavo cantavo con alta voce. Mi piaceva cantare qualche canzone. E ne ricorda ancora qualcuna? Sì, sì. Ce la fa ascoltare? Chitarra d'amor, quando sorge la luna nel cielo, tutta dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone. Chitarra d'amor, canta ancora la canzone d'amor, la canzone d'amor che ripeta al mio cuore la divina illusione. Lo so, è solamente un'illusione d'amor che svenirà come ruggida nel sol, ma basta ciò per far sorridere questa cuore. Cosa ricorda dei tempi di quando a Mogadiscio c'erano gli italiani? Quando sono arrivati qui gli italiani, molti hanno iniziato di aprire alcune scuole elementari, hanno cominciato a iniziare campi sportivi, li hanno iniziato. Allora io, quei tempi, i somali non volevano, se ne fregavano di imparare la lingua italiana. Parlavano i vecchi, dicono ognuno il suo figlio si tiene a casa, se non lo portano via e fanno imparare la lingua. Io ero il primo ragazzo che hanno legato piedi sotto il letto. Ero così, mia madre dice non ci vai fuori, stai dentro a casa. Mi tenevo sempre a casa per i giorni, perché di fuori le prendevano così, le mandavano lì a imparare. C'era un tempo così, ma però man mano la gente quando hanno capito che qualche cosa, anche imparare la lingua di altre nazioni,
che valeva. Allora cominciavano ad andare a scuola la gente liberamente, ognuno per sé ci andava liberamente. Non è mai stato in Italia? Mai. E come mai? Ho stato fortuna di andare. Mi è piaciuto sempre, mi piaceva di andare un giorno a vedere l'Italia. Venezia, Roma, Milano, Torino. E l'italiano come l'ha imparato? Ho imparato senza andare a scuola. Ho imparato mesi, io lavoravo da bambini, sempre lavoravo in un'officina di un certo italiano che si chiamava Francesco Bonanno. Lì lui aveva ragazzi, i ragazzi andava a casa qualche volta a aiutare il suo cuoco. Imparavo con i suoi figli la lingua. Così ho imparato, non è andato mai a scuola, non ho avuto mai tempo di andare a scuola. Ma però ho imparato, poi man mano ho cominciato anche a leggere libri italiani, giornali. Come leggevo? Ho imparato i ragazzi che studiavano, quando passano la strada, lo chiamavo qualcuno, ci dico, cosa avete studiato? Oggi abbiamo studiato 5 vocali, A, B, C, D, I. Io scrivevo, copiavo questa frase e imparavo dietro di loro. Man mano ho cominciato a leggere i giornali. Man mano è andato fino in fondo a leggere fascicoli di canti italiani. Ho imparato così a cantare anche le canzoni italiane. Così. Musica per voi. Canzoni, musiche e novità in un programma a cura di Ali Isse.